L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Soci di AICA, che si è riunita nella giornata dell'altro ieri, l'altro ieri, l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Soci di AICA, riunitisi, ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dell'azienda idrica Comuni Agrigentini. A ricoprire l'incarico è stato il dottor Giuseppe Venezia, scelto all'unanimità dei presenti. Il neopresidente sarà affiancato da altri due componenti del collegio, Calogero Vullo e Paola Milizia, completando così l'organo di controllo della stessa azienda. Nel corso della seduta l'Assemblea ha inoltre affrontato diversi punti all'ordine del giorno di particolare rilevanza per i comuni soci e per i cittadini. Tra questi è stato discusso il tema dei conguagli tariffari relativi alle bollette, argomento che ha suscitato ampio confronto tra i partecipanti all'Assemblea. All'incontro hanno preso parte numerosi sindaci della provincia di Agrigento, a testimonianza dell'importanza delle decisioni assunte dalla volontà condivisa di garantire una gestione trasparente ed efficiente del servizio idrico. L'Assemblea ha infine ribadito l'impegno a proseguire un percorso di miglioramento della governance aziendale, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e alla tutela degli utenti. Da oggi, assieme a altri due colleghi, essenzialmente un collega di Agrigento e una collega laziale, credo, che ancora non ho avuto il piacere di conoscere di persona, abbiamo il compito di far osservare il riferimento a tutte le norme che devono stare alla base del funzionamento di AICA. Per far questo, come dicevo, oltre a me Presidente, mi avvarrò della collaborazione di altri due membri che sono due commercialisti e in più a garantire la continuità dell'azienda esiste la dottoressa Nobile che appunto sarà assolutamente in grado di trasferire tutte le competenze necessarie. Che dire, eserciterò il mio ruolo al massimo delle mie competenze, anche perché il nostro ruolo è un ruolo essenzialmente tecnico, è un ruolo che ci vede appunto garanti dell'osservanza della legge e della regolarità della contabilità e delle scritture contabili.